Esiste una tecnica per abbassare dolore e ansia in meno di 5 minuti. Non servono strumentazioni, non servono manipolazioni, non servono massaggi per fare questo. E questa tecnica si chiama Emotional Freedom Technique, anche in italiano tecnica di libertà emotiva, EFT. Nel mio canale la chiamo anche tapping, meditazione tapping, ma in realtà è più che una meditazione, è proprio una stimolazione ai meridiani del nostro corpo, che sono vie energetiche del nostro corpo. Stimolando andiamo a resettare queste vie energetiche e quindi andiamo a liberare tensione, dolore e ansia. È una tecnica un po' bizzarra, all'inizio anch'io ero un po' scettico sulla sua efficacia, ma mi sono veramente dovuto ricredere. Oggi la uso ogni giorno per i miei clienti che soffrono di dolori cronici e ansia. Chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, fisioterapista e fondatore di venezianotherapy.com. Attraverso esercizi di questo tipo aiuto i miei clienti a liberarsi dal dolore cronico. Andiamo quindi al dunque, andiamo all'esercizio. Allora, questo esercizio si divide in 3 step, 3 passi, ok? In questo esercizio ti mostrerò la versione base, si possono fare versioni avanzate ancora più efficaci di questa, ma per semplicità iniziamo con questa base, ok? Il primo step è quella di focalizzarci su quello che vogliamo cambiare, sul dolore, sul problema, sull'ansia, ok? Facciamo un esempio che vogliamo abbassare i livelli di dolore del nostro mal di testa. Bene, quindi il problema è il mal di testa. Secondo step è quello di dargli un voto a questo mal di testa. Una scala da 0 a 10 è, per esempio, il tuo dolore, se 10 è molto 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 alto, quindi che non riesci a sostenere, dolore 0, dolore inesistente. Quindi si fa questa scala da 0 a 10 per capire l'efficacia poi dopo l'esercizio che andiamo a fare. Quindi facciamo finta che adesso hai un dolore a 8, ok? 8 mal di testa. L'ultimo step è proprio quello di tapping. Il tapping si fa picchiettamenti su 9 punti del corpo, te li mostrerò adesso in sequenza, giusto per farti rivedere. Il primo è sulla base della mano, quindi proprio vicino all'osso, lo farò con 4 dita, quindi punto 1, si chiama Karate Point. Punto 2 è sulla base delle sopracciglia, lo posso fare con due dita. Ora questi meridiani sono sia a destra che a sinistra del corpo e in modo simmetrico. Per più efficacia, io stimolo tutte le due parti del corpo, ok? Ma puoi farlo anche su una parte e va bene lo stesso. Quindi punto 2. Punto 3, sul lato dell'occhio, non sulla tempia, ma proprio sull'osso. Punto 3. Punto 4, sotto, questa parte è molto sensibile, ok? Quindi vai piano, non è importante quanto forte vai sul tapping, l'importante è una stimolazione, ok? 4, 5, 6 picchiettamenti vanno benissimo. 5, punto 5, proprio tra naso e labbro. 6, 7, quindi sotto la clavicola. 8, sotto, faccio di qua, sotto l'ascella. 8 e 9 sulla base, sulla nuca, sulla testa, ok? 9. Quindi sono 9 punti, questi sono i 9 punti che andremo a stimolare dando però anche un'affermazione. Ecco che c'è la psicologia moderna. Questa affermazione ci aiuta a resettare ancora di più, con ancora più efficacia il corpo, ok? Allora, abbiamo preso come esempio il mal di testa. La prima stimolazione che si fa, abbiamo detto che è sulla parte della mano, ok? Sulla parte della mano dirò semplicemente questo: nonostante questo mal di testa, mentre che faccio tapping, nonostante questo mal di testa, mi accetto completamente e profondamente per così come sono. E lo farò altre 2 volte.
Nonostante questo mal di testa, mi accetto completamente, profondamente, per così come sono. È la terza volta. Nonostante questo mal di testa, mi accetto completamente e profondamente per così come sono. Finito questo terzo ciclo su questo punto, andremo a ripetere il problema mentre che faremo il tapping sugli altri 8 punti restanti. Quindi si farà così. Tutto questo mal di testa. 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 Ora ho fatto un ciclo, ok? A questo punto mi fermo, prendo un respiro profondo e noto come si è modificato il dolore. Se non si è ancora modificato, che non è andato giù, rifacciamo un ciclo, fino a che il corpo si rilassa, fino a che dall'8 magari andrai al 6 e continui così per 3-4 cicli. Normalmente entro i 4 cicli il dolore già si è abbassato. Questa è una tecnica base, come avevo detto all'inizio, ci sono tecniche più avanzate, queste te le farò vedere in altri video. Per adesso prova questa tecnica e fammi sapere nei commenti, ok? Grazie e alla prossima. Ciao!